ritrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. In apertura un grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Paternò, in provincia di Catania. Il sinistro sarebbe stato di natura autonoma e ha visto coinvolto l'autista di un autocarro finito fuori strada lungo la strada provinciale 51 nei pressi di Ponte Barca. Sconosciute al momento le cause di quanto accaduto, l'autista del mezzo verserebbe in gravi condizioni. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è stato necessario anche l'intervento dell'elisoccorso. È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Rosario Olivieri, agricoltore di 71 anni, scomparso la vigilia di Natale, poi ritrovato alcuni giorni dopo morto in una campagna a Salemi. Secondo quanto emerso dall'esame autoptico, sembrerebbe che a causare il decesso della vittima sia stato un malore letale, probabilmente un arresto cardiaco. Le modalità in cui il cadavere era stato ritrovato lasciavano presagire ad altre cause. Il corpo dell'uomo è stato infatti rinvenuto dentro una fossa per la raccolta delle acque pluviali. È ancora da chiarire il perché l'uomo si trovasse in quel luogo. E ci spostiamo nuovamente nel catanese. Si sarebbe lanciato dal ponte San Giuliano di Randazzo, vittima un sessantenne. Le cause che avrebbero spinto l'uomo a compiere l'insano gesto sono ancora sconosciute. Sul luogo della tragedia si sono presentati le autorità. La strada è rimasta interdetta al traffico. La vittima era un professore originario di Santa Domenica Vittoria. È in chiusura le previsioni meteo. Nella giornata di domani, venerdì 30 dicembre, sull'isola il tempo sarà stabile e soleggiato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico, ionico e meridionale, sull'Appennino e nelle zone interne, i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. I venti si aspettano deboli e i valori minimi delle temperature saranno in sensibile aumento. La provincia siciliana più calda sarà Siracusa con una massima di 21 gradi, la più fredda si conferma ancora Enna con una minima di 7. È tutto per questa edizione. Il TG Flash ritorna domani mattina alle ore 10. Buona serata. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio su ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.